Autostart in movimento per la sesta corsa, il centrale di serata dal punto di vista tecnico, una prova per 3 anni, 9 vincitori, 12.000 in carriera, 1 Eland, 2 Ethan, 3 Eclatante S, 4 Elmister, 5 LFLZ, 6 Evita Tunes, seconda fila 7 Elettra Bye Bye, 8 Esmeralda Trio, 9 Hermana Jet. Autostart che prende velocità, problemi per Evita Tunes. E allo stacco c'è lotta per i numeri bassi. Eland che tiene la figura all'interno di Ethan, cerca di sistemarsi in seconda posizione, cerca di serrare sotto Eclatante S e vi riesce. Rimane così di fuori Ethan, mentre ha sbagliato Esmeralda Trio. Passano i primi 200 metri per Eland in 13,8. Trova posto allo steccato Ethan avanti ad Elmister, mentre ha sbagliato Elettra Bye Bye. Elettra Bye Bye, I primi squalificato. 400 metri se ne vanno in 29, una frazione in rallentamento per la retta opposta alle tribune. Eland al comando. Eclatante SE in seconda posizione, terza per Ethan, quarta per Elmister, poi Hermana Jet, i 600 se ne vanno in 46, mentre muove dall'ultima posizione Evita Tunes, che prova la risalita, trova l'anticipo da parte di Ethan, va a fare così la seconda pariglia dopo 800 metri di corsa che il battistrada Eland passa in 1-1-1. E così l'allievo di VP dell'Annunziata prosegue in vantaggio, c'è l'errore di Eclatante SE che era seconda in corda. Si sistema così lungo i birilli Ethan in scia al battistrada. All'esterno avanza Evita Tunes che prova a fare sul serio al chilometro in 1.16,8. Eland al comando, Evita Tunes che attacca all'esterno, allo steccato ancora Ethan, gli altri che perdono terreno a 400 metri dalla conclusione, 1.31, 1,75 di miglio, Eland in vantaggio nei confronti di Ethan, poi di fuori Evita Tunes, quindi Elmister quando siamo a 250 dal palo, Eland in vantaggio, Ethan che torna a spostare al suo esterno, Eland che allunga una volta vista la retta arrivo, scappa Eland che nel finale viene a vincere netto nei confronti di Ethan che è secondo. Al terzo posto finisce Evita Tunes. 28,6 ad arrivare, 1,14,7 ragguaglio cronometrico. Il successo di Eland, VP dell'Annunziata, Antonio Barbaro, colori di Kristin Krug, la vittoria del 3 anni da Oreste che ritorna alla vittoria dopo un lungo periodo di digiuno. Soggetto che scendeva di categoria, trova pane per i suoi denti, va al comando e vince facile. Al secondo posto Ethan che corre molto bene, al terzo finisce il numero 6 di Evita Tunes che dopo svarione al via corre decisamente bene.